Un ringraziamento a Federalberghi Garda Veneto per questa iniziativa che coinvolge tante amministrazioni comunali, la comunità del Garda, per discutere dei turismi del lago di Garda e della necessità di puntare sulla sostenibilità, su un'adeguata promozione e soprattutto su un metodo di lavoro che deve essere quello del gioco di squadra. Come comunità del Garda siamo nati 70 anni fa e sicuramente la comunità vuole superare i divari, le differenze, le distanze geografiche e costruire un'immagine, una promozione del lago di Garda unitaria. E credo che questo sia un fatto estremamente importante, ne dibatteremo qui stamattina con tantissimi operatori. 25 milioni di visitatori sono tanti, non ci vogliamo accontentare senza scadere nell'overtourism, ma pensiamo che possiamo fare ancora di più, riqualificare e migliorare l'offerta turistica di questo territorio.